3 epic fail della storia dell'architettura. Numero 3, un grattacielo che friggeva le macchine. Questo geniaccio doveva costruire un nuovo grattacielo a Londra e ha pensato: non voglio fare la cosa che fanno tutti, voglio fare un po' la pazza. Facciamo un grattacielo con la parete vetrata ricurva. Il problema è che faceva effetto lente di ingrandimento, quindi il sole ci batteva sopra e andava a friggere le macchine parcheggiate sotto. Chiaramente gli inglesi hanno iniziato a friggerci le uova. Just putting that in there for his story. Ed è da qua che nasce il termine English breakfast. Al secondo posto il Tacoma Narrows. Qua volevano fare gli innovativi, ma hanno finito per costruire un ponte che appena tirava un filo di vento ballava la salsa. E gli automobilisti, visto che alcuni esseri umani non hanno il minimo istinto di sopravvivenza, facevano a gara a chi resisteva di più. Al primo posto le vele di Scampia. È pazzesco pensare che negli anni 60 questa era l'ultima frontiera dell'urbanistica. Il sogno era che avrebbe risolto tutti i problemi dell'edilizia popolare. Però è diventata la prima piazza di spaccio in Europa, quindi qualche fallimento deve esserci stato. Poi, dovevano essere più basse, doveva esserci più spazio fra loro, dovevano esserci degli spazi comuni che non sono mai stati costruiti. Insomma, è andata come è andata. Però, sbagliando si impara. A te ne vengono in mente altri? Fammi sapere nei commenti. Bye!